Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal commendatore veneziano, siamo sulla demo di FIFA 17. Vediamo questo cazzosissimo gioco che quest'anno prenderò per il PlayStation 4, perché ragazzi l'obiettivo è quello di fare un Pro Club tutti insieme ragazzi, con dirette comendiane. Come non c'è il Borussia, volevo provare Marcolino Royce, niente, vabbè. Allora proviamo il City con questo nuovo logo di merda contro Juventus, vai. Allora, ok. Va bene. Vediamo ragazzi. Vediamo un po' questo FIFO. Quest'anno lo prendo per PlayStation, perché su PC veramente anche i giocatori su Foot costano troppo, mi ho rotto il cazzo. Vai raga. Vediamo un po'. Ma che cazzo di logo è quello del City? Puttana merda. Però la telecronaca inglese è molto affascinante, Guarda Giorgione, signori. Kevinone, sparo. Vai. Sì, però mi dà fastidio, aspetta un attimo, che palle. Posso togliere la merda. Video. Visuale. Non si può toglierlo. Qua forse? Nascondi. Ok, ciao. Allora, non gioco da una vita FIFA, fioi. Vedo che graficamente è un po' cambiato, molto fluido sembra. Ok, stiamo prendendo le bombe. Nella prima partita di solito la perdiamo. Attenzione, il Pipita recupera bene. Art che è il Torino, va bene, sono dettagli. Mangala. Gundogan. Nolito. El Kun. Merda. Dai che roba nostra, dai che roba nostra. Le prime impressioni sembrano sempre buone del gioco. La fluidità è sicuramente la prima cosa, ragazzi, perché sembra andare a 106 fps. Bravissimo. Ah, peccato. Dai, fioi però. Attenzione Alexandro, ragazzi, fai i numeri. Catroia, oh. Attenzione a Paul Dybala, Jean-Paul Dybala. Fuori. Il Pipita sbaglia. Buono. Sané. E il Kun se ne va. Bravissimo Kun per Sané. Attenzione al City. Attenzione al City. Merda, recupera Pereira. Guarda che fluidità, cazzo, però. Non gioco un gioco di calcio, a parte a bere Olimpiadi, ma da troppo tempo. Ho messo livello campione, mi sembra. Fuori. Buffon rinvia per Giorgione, Naso Chiellini. No, la velocità, la fluidità è spaventosa, veramente. Io spero
sia così anche la versione finale, perché mi piace, mi sa proprio di volare, cazzo. E il Kun, vedi De Bruyne, il mitico De Bruyne, un giocatore che amo, lo sapete. 1-0-0 un po' colloso, 0-0 colloso, signori. Chiaramente non faccio tagli, facciamo vedere la partita completa. No, dopo vediamo se ci sono anche altre modalità, le proviamo, ragazzi. Ottimo. Buono il Kun. De Bruyne. Ah, ho un po' esagerato. Devo riprendere abbastanza la mano su FIFA, se no prendo le bombe anche online. De Bruyne. Sané. Sagna. Cross per il nulla. Clichy. Vai che roba nostra. De Bruyne. Niente da fare. La tradizione vuole che la prima la perdo sempre. Non stiamo giocando male, dai fioi. Il Gundo. Buono. Merda. Sané. Merda, Agüero. Ci mancano gli ultimi acquisti comunque. Attenzione a Claudione. Finisce il primo tempo 0-0, ma buon City. No, riprendi. Vai. Vai Fioi. Vai Sergione. No, niente da fare, oh. Sport è velocissimo però, eh. Le mie impressioni buone. Graficamente comunque si vede un miglioramento del motore grafico, assolutamente. Anche se potevano fare qualcosina di più, nel senso, ok, miglioramento, però vogliamo sempre qualcosa in più. Il Dybala. La tradizione continua, non la vinco mai la prima, oh. Dormita difensiva, Paul Dybala punisce. La tradizione comendana continua. Agüero. De Bruyne. Non siamo neanche fortunati però, Offensivi fioi. Vai De Bruyne. Attenzione Sané. Ma c'è qualcuno in mezzo magari? Di testa! Non ci credo. Paro del Kun. Non che credo. Palo scandaloso di testa. C'è anche sfiga Beppe. Nolito. Agüero. Ribattuta chiaramente. La tradizione comendiana continua, oh. Vai Sané. No, che sbaglio. Miralem Pjanic. Buono. Voglio interrompere la tradizione negativa. Bellissimo. E c'è il gol. E il Kun pulisce. Grande Kun. Il Kun ha punito. Equilibrati. Mamma mia, grandissimo Kuma.
Un cume monumentale. La va a pareggiare. Oh, mi sta piacendo, molto anche. Lo dico ogni anno, però sento una risposta nei comandi, una velocità devastante, Fioi. Cioè, veramente, ragazzi, tempi di risposta incredibili. Questa è la primissima partita, fatta con voi come sempre. No. Merda. Quest'anno volevo cominciare la carriera con Leicester e vedere cosa combiniamo in Champions. E poi avere il solito foot, però il Pro Club, ragazzi, il Pro Club insieme a voi a cannone. Moving forward with some danger to the opposition now they're here. Now Dani Alves. Miralem Pjanic. Occhio, Zaza che poi è anche andato via, fallo. Siamo all'88esimo, dai, pareggiamola almeno. Così finisce sta tradizione negativa. Merda. Miralem. La Juve sta dominando adesso, non tanto nelle azioni ma nel possesso. Buttala su. Per il vuoto. Finisce 1-1, supplementari. Vai. Entra Mandzukic. Facciamo dei cambi anche noi. Che la gente è morta, Fioi. Allora, Nolito. Mettiamo Silva. Poi mettiamo Touré per Fernandinho. C'è anche Coca Kolarov. Iheanacho. Ma non possiamo togliere. Ma no, lasciamo così. Vai. Dai ragazzi, crediamoci. Comunque nei 90 minuti l'abbiamo pareggiata. Tutti i cori per la Juve all'Etihad. Occhio. Eccola là. Mamma mia, cazzo, grandissimo portiere, che movimento. Mamma mia. Le prime impressioni sono veramente belle, Ma che la velocità di esecuzione, porca troia. Cioè, il gioco è velocissimo, ma non velocissimo nel senso frenetico. Nel senso che senti i giocatori veramente morbidi alla grande. Bravo Kevin. Sané. Aguero un po' stanco. Il porco di Khedira. Occhio a Zaza. Mamma mia che rischio. Bravissimi. E dopo la perde il porco. Tanto c'è un morto in campo. Dai, un po' di pressing. Fuori, fuori. Come calcio d'angolo. Ma porca di quella porca. Attenzione alla Juve con Pjanic. Marione. Mi sta piacendo molto comunque. Finisce il primo tempo. No, ho sbagliato. Riprendi. Vai. Seconda frazione. Sané.
Safety first there. Ho provato a fare il trucchetto, non è andato bene per fortuna. Sami Khedira. Mamma mia che partita subito tiratissima ragazzi, la prima del Kuma. Perché nei supplementari ho toccato poco la palla e non va bene. Che palle. Bisogna capire la modalità carriera, speriamo che nelle stagioni non ci siano acquisti impossibili come Cristiano Ronaldo al PSG, Messi all'Arsenal, che sono cagate atomiche. No, che cagata, mamma mia. Vai, De Bruyne che è morto, poveretto. Buono, vai Sergione. Agüero se ne va. Agüero se ne va. Agüero se ne va. Il Gundo. Il Gundo. Non c'è. Gianluigi non c'è. Non ho voglia. No, cosa ho fatto? Ho sbagliato? No. Vabbè, dovevo leggere, non avevo voglia. Perché il Come fa le impressioni così, senza provare le cose nuove. È così che funziona il mondo, Fiori. Occhio. Bravissimo, dai. Ah, il porco. E finisce qua, ragazzi. Calci di rigore, penalty kick, vai. Puoi spostare il tiratore intorno alla palla con R. Ok. Premi L verso la palla per prenderla rincorsa. Allora, un casino. Bello. Bel rigore. Mi è piaciuto. Pjanic. Guarda che belli i rigori. Beh, ma che cazzo. Scavetto Kumandiano, mamma mia che brutto. Vai che Marchisio la sbaglia. Oh, no. Mamma mia. Dai cazzo, Marione la sbaglia. Vai che Marione ha paura. Marione ha paura. Silva. David Silva. Bravo Silva. Zazzone, dai che la sbaglia come agli europei. Oh, e la sbaglia come agli europei, incredibile. Il Gundo. Mamma mia. L'ho un po' sbagliato questo, eh. Dai che se la sbaglia Bonucci è fatta. Gol di Bonucci bello anche. Bello. Bravo Kume. Daniel Alves. E finisce la tradizione negativa. Si vince la prima. Raga, come prima partita mi sta gasando a bestia sto FIFA. Veramente bello. Ci vediamo per un prossimo video sulla demo di FIFA 17. Ciao.